per la sanità pubblica è un bene. Io quello che temo però è che il problema non siano forse tanto le scuole quanto i trasporti, quindi le infrastrutture, diciamo, che non sono sicure, non garantiscono che le persone si preservino dal contagio. È una gravissima assenza, secondo me, come dire, di comportamento il fatto di tenerli a casa. A quell'età lì i ragazzi hanno bisogno di socialità. Non sono a favore della proroga di questa chiusura, più che altro per i ragazzini che iniziano, che cominciano a farsi un'idea del mondo. La scuola è mega importante per questo motivo. Bisogna stare attenti più alla salute o per l'istruzione? La più importante è la salute e l'istruzione. Ai posti di larga sentenza. Se stabiliamo questo, una volta stabilito cosa è più importante si fa. Dipende tutto dal contagio, dal livello del contagio, perché è tutto lì il discorso. Sono più che altro i mezzi di trasporto che sono rimasti tali e quali. Male, perché la scuola deve riaprire in ogni caso, anche se siamo in un periodo molto di problemi. Il problema del Covid c'è, che comunque bisogna convivere, io credo, quindi è inutile chiudere ad oltranza. Questi ragazzi hanno bisogno di essere istruiti, purtroppo il periodo è quello che è, ma d'altronde noi dobbiamo stare anche a quello che ci dice l'Istituto Superiore della Sanità per procedere. Logico che sarebbe bello poter avere tutti i ragazzi a scuola. Secondo me non è giusto. E per tante ragioni, per via della socialità, per via dello sviluppo psicofisico, per via che loro si allontanano dagli interessi, specialmente se hanno dei buoni insegnanti che li tira su, che cerca insomma di maturarli in tutti i sensi, così sono abbandonati a loro stessi e al computer.